Pace e bene. Un saluto a voi presenti, a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Chiesa di Dio, che troviamo al numero 10. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Oggi facciamo memoria di un grande santo, dottore, vescovo della Chiesa, San Francesco di Sales, che con la sua dottrina, con la sua santità ha illuminato la Chiesa. È stato un grande vescovo che ha indicato la strada per seguire il Signore nella vita quotidiana, una santità fatta di piccole cose. È stato un maestro dello Spirito, un uomo innamorato di Dio, della preghiera, e ha convertito soprattutto con il suo esempio, con la sua mitezza, tanti cristiani che si erano allontanati dalla Chiesa. Li ha riportati, a far parte di questa grande famiglia della Chiesa. Lui ha combattuto contro i protestanti, contro coloro che cercavano di disgregare la Chiesa con questi movimenti ereticali. E Francesco, con la sua bontà, con la sua pazienza, con il suo amore, con la parola di Dio, è riuscito a ricondurre tante persone alla fede, all'unico Dio. Chiediamo il suo aiuto in questa Eucaristia e chiediamo che il Signore abbia da seminare nel nostro cuore gli stessi sentimenti di pazienza, di misericordia, di mitezza che ha seminato nel cuore di questo santo, chiamato il santo della mitezza. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che per la salvezza delle anime hai voluto che il Vescovo San Francesco si facesse tutto a tutti, concedi a noi, sul suo esempio, di testimoniare sempre nel servizio ai fratelli la dolcezza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni fu rivolta a Natan questa parola del Signore: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore: forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda in un padiglione durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti. Ho forse mai detto ad alcuno dei giudici di Israele a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele: perché non mi avete edificato una casa di cedro? Ora dunque dirai al mio servo Davide: così dice il Signore degli eserciti: io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato. Ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, il mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non temi più i malfattori. Come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele, ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Se farà il male, lo colpirò con verga d'uomo e con percosse di figli d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio amore, come l'ho ritirato da Saul, che ho rimosso di fronte a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione. Parola di Dio. La bontà del Signore dura in eterno. Tu hai detto, Signore, ho stretto un'alleanza con il mio eletto. Ho giurato a Davide, mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. Egli mi invocherà, tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Io farò di lui il mio primogenito, il più alto fra i re della terra. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono
come i giorni del cielo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra, lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, e subito germogliò, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto. Spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60, il 100 per uno. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Quando poi furono da soli, quelli che erano intorno a lui, insieme ai 12, lo interrogavano sulle parabole. Ed egli diceva loro: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio, per quelli che sono fuori invece tutto avviene in parabole, affinché guardino, sì, ma non vedano, ascoltino, sì, ma non comprendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. E disse loro: non capite questa parabola? E come potete comprendere tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola. Ma quando l'ascoltano, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che quando ascoltano la parola subito l'accolgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito vengono meno. Altri sono quelli seminati tra i rovi. Questi sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza
e tutte le altre passioni soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Altri ancora sono quelli seminati sul terreno buono. Sono coloro che ascoltano la parola, l'accolgono e portano frutto, il 30, il 60, il 100 per uno. Parola del Signore. Gloria a Dio, Cristo. San Francesco di Sales ci insegna la dolcezza dell'amore di Dio. È un santo molto attuale, molto vivo anche qui a Padova, dove lui ha studiato, pur essendo francese dell'Alta Savoia. È stato un uomo di Dio che ha lasciato un segno anche nella città di Padova. Le suore salesi si ispirano alla sua spiritualità, alla sua teologia, le suore salesi. Le suore salesiane di San Giovanni Bosco si ispirano a San Francesco di Sales. È stato un maestro dello spirito. Io so solo una cosa di lui. Un giorno si trovava nel castello con degli amici, nel suo castello, era nobile, ricco, e stavano discutendo come vivere gli ultimi anni della vita quando si presenterà la morte e ci si troverà davanti al Signore, Dio giudice. E alcuni amici dicevano: ma io mi chiederò perdono al Signore dei miei peccati, ma io in quei momenti mi batterò il petto e chiederò misericordia. E San Francesco di Sales ha detto una cosa che mi ha sempre colpito: io nel giudizio finale preferisco essere giudicato da Dio piuttosto che da mia madre. Aveva fatto un'esperienza così dolce, così consolante, così bella di Dio. Lui che amava tantissimo sua madre, aveva un rapporto intensissimo con sua madre giovane, perché ha avuto Francesco sua madre quando aveva 15-16 anni, pensate. E Francesco, che amava teneramente sua madre, ecco, nel giorno del giudizio: preferisco essere giudicato da Dio piuttosto che da mia madre, perché il giudizio di mia madre è ancora più grande, più bello di quello di Dio. Il giudizio di mia madre non sarà mai bello come quanto quello di Dio, pur essendo grande. Ecco, io vorrei proprio che questa festa di San Francesco di Sales ci mettesse dentro questa esperienza della fede che ci porta a sentire sempre il Dio vivo, il Dio che accoglie, il Dio che ci perdona, il Dio che ci fa rinascere a vita nuova. Ecco, questo essere terreno buono, come abbiamo sentito nel Vangelo.
Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. A lode e gloria Gloria del suo nome per il bene nostro e tutta la sua santa. O Signore, per questo sacrificio di salvezza, accendi il nostro cuore con il fuoco dello Spirito Santo, che infiammò mirabilmente l'animo mitissimo di San Francesco di Sales, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi, E con il tuo spirito in alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore il nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo Signore nostro volle la sua Chiesa, sale della terra, luce del mondo, città posta sul monte, perché tutti possano arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti, ha suscitato nel tuo popolo San Francesco e gli ha donato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampada di vivo fulgore a gloria del tuo nome. Illuminati dalla sua dottrina, dalla sua testimonianza, con animo grato, gioioso, ci uniamo ai cori celesti per cantare senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra,
rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Dio, Torino, Antonia, Guido, Teresa, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Francesco di Sales, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E obbedienti alla parola del Signore che ogni giorno viene seminata nel nostro cuore, preghiamo come ci ha insegnato Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo. Corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen.
Preghiamo. Concedi a noi, Dio Onnipotente, che nutriti da questi sacramenti possiamo imitare in terra la carità, la mitezza, la dolcezza di questo Santo Francesco e raggiungere anche noi la gloria del cielo per Cristo nostro Signore. O Dio nostro Padre, in Cristo tuo Figlio morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore, hai voluto San Leopoldo, paterna presenza di consolazione. Infondi nelle nostre anime la certezza della tua presenza e del tuo aiuto. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ave Maria. Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi. Io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi. Quando hai udito che tu non saresti più stata tua, e questo figlio che non aspettavi non era per te. Io vorrei tanto sapere da te se quando era bambino tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui e quante volte anche tu di nascosto piangevi, madre, quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso.